Abbiamo accettato questo incontro qua a Tiesi con i rappresentanti del circuito Sardex anche per soddisfare una richiesta di alcuni vostri iscritti del circuito Sardex. Già da diverso tempo a Tiesi si parla già di questa moneta alternativa e vogliamo capire bene quali possono essere anche le opportunità, magari anche i vantaggi per le amministrazioni comunali. Ancora magari non è ben noto cosa potremo fare, in che modo potremo contribuire anche noi per dare una spinta, un maggior valore anche al circuito. Quindi oggi in questa occasione approfitteremo per capire meglio quali sono i meccanismi che possono coinvolgere un'amministrazione comunale. Ci occupiamo di scatole in cartone ondulato per il settore agroalimentare e industriale. Sono socio Sardex, faccio parte del circuito Sardex da 2 anni a questa parte. L'ultimo anno è stato un anno abbastanza operativo e intenso di transazioni commerciali del circuito. Consigliere il circuito perché innanzitutto la pubblicità che ti dà il circuito Sardex può essere ottimale per ogni target di azienda. La liquidità poi che genera il circuito sul pagamento immediato è un qualcosa che può avvantaggiare in questo momento ogni azienda. E la cosa più importante è cercare di fare il sistema e Sardex sta cercando di fare il sistema in Sardegna. Sono la titolare di un'azienda nuova, una start-up, mi occupo di decorazioni con pellicole adesive, è un'attività abbastanza sconosciuta perché decoro soprattutto autoveicoli, macchine, camion e quant'altro. Sono in Sardex per incrementare il mio fatturato. Ci sono da pochissimo, da pochi mesi, però devo dire che sono abbastanza soddisfatta perché ricevo richieste di preventivo veramente quasi giornaliere. I ragazzi che fanno i broker sono molto presenti, molto gentili e diciamo che sono abbastanza soddisfatta e lo devo consigliare sicuramente a tutti i miei conoscenti che abbiano un'impresa. Faccio parte del circuito Sardex dal 2014 e devo essere sincera, all'inizio ero un attimino titubante su questa idea, però poi mi sono resa conto che era un'idea innovativa che poteva essere utile per quanto riguarda la mia azienda. Attualmente stiamo facendo degli investimenti e quindi operare in Sardex sicuramente mi dà dei notevoli vantaggi. Questo per quanto riguarda le mie spese aziendali. Oltre a questo posso dire che lo sto utilizzando anche come circuito per quanto riguarda le spese personali. Sinceramente penso di trovarmi abbastanza bene e mi sento di consigliarlo a tante altre aziende che vogliono entrare a far parte del circuito. Ma sicuramente Tiesi è un punto strategico per il Nord Sardegna, per la produzione agroalimentare, quindi non essere presenti non era assolutamente possibile. Il circuito è nato un po' sbilanciato sulla parte sud, adesso la parte centro-nord sta riprendendo vigore, quindi accompagnarla è d'obbligo. Ci sono diversi iscritti piuttosto attivi e interessanti, quindi è opportuno costruire intorno a loro l'ecosistema che permetterà di vivere il circuito nella maniera migliore. Anticipazioni per il futuro? Sicuramente a ottobre ne parlerò fra un po'. Abbiamo il terzo evento internazionale organizzato da noi, MIZAS, dove praticamente si confronteranno a Cagliari le migliori riflessioni sui sistemi di compensazione della moneta complementare in format gradevoli che con musica e con degustazioni di prodotti tipici sardi rendono il lavoro che facciamo anche convivialmente più interessante.